Prosegue l'attività dell'università e dell'azienda ospedaliera sul fronte della ricerca e dello studio del coronavirus. Punto di riferimento per la regione rimane il professor Crisanti, che cita Padova come esempio di educazione civica, ma critica anche, senza mezzi termini, la situazione di altre realtà e si dice indignato del comportamento di alcuni italiani. Altre città dove si vede gente affollata senza mascherine. Guardi, ecco, io voglio dire a queste persone, noi abbiamo lavorato giorno e notte per arrivare a questo punto. È veramente un delitto sprecare il lavoro fatto e il punto in cui siamo stati. Ecco, questo è il messaggio che voglio dare. C'è poi l'ipotesi che circola in queste ore che già nell'ottobre scorso qualcuno fosse stato colpito da Covid a Wuhan, in Cina, la città simbolo dell'epidemia. Un'ipotesi basata anche sul racconto dello schermidore trevigiano Matteo Tagliariol, che aveva affermato di aver avuto sintomi compatibili durante i mondiali militari. È anche vero che Tagliariol era poi guarito e non si era sottoposto ad esami specifici. Crisanti spiega che Padova è centro di riferimento veneto dell'influenza e che sono stati rianalizzati i tamponi archiviati da ottobre a marzo, il periodo dell'epidemia di influenza. Li abbiamo praticamente ritestati tutti retrospettivamente per verificare se c'era qualcuno che c'era sfuggito che era infetto al coronavirus. Questa analisi non ha dato nessun risultato positivo finora, quindi a Padova e nella regione Veneto, di cui noi siamo il centro di riferimento, l'inizio di novembre fino a gennaio, analizzando retrospettivamente tutti i campioni che erano arrivati come diagnosi influenza, non abbiamo trovato nessun caso di coronavirus. Quanto all'ipotesi di apertura differenziata da regione a regione, Crisanti, anche senza affermarlo specificamente, si dice in sostanza favorevole, ma per motivazioni strettamente scientifiche. La riapertura deve essere fatta su base del rischio. Non è che è molto semplice. Un'apertura indifferenziata significa che non è stato calcolato il rischio. Ecco, questo penso di averle dato una risposta. La scienza si basa su misure, quindi se non ci sono misure è chiaro che sono contrario.